C'era un ammalato, un certo Lazzaro di Betania, del villaggio di Maria e di Marta, sua sorella. Maria era quella che unse il Signore di olio profumato e gli asciugò i piedi con i suoi capelli. Lazzaro, suo fratello, era malato. Le sorelle dunque mandarono a dire a Gesù: Signore, ecco, colui che tu ami è malato. Gesù, udito ciò, disse: Questa malattia non è per la morte, ma è per la gloria di Dio, affinché per mezzo di essa il Figlio di Dio sia glorificato. Or Gesù amava Marta e sua sorella e Lazzaro. Come ebbe udito che egli era malato, si trattenne ancora 2 giorni nel luogo dove si trovava. Poi disse ai discepoli. Torniamo in Giudea. I discepoli gli dissero: Maestro, proprio adesso i giudei cercavano di lapidarti e tu vuoi tornare là. Gesù rispose: Non vi sono 12 ore nel giorno? Se uno cammina di giorno, non inciampa, perché vede la luce di questo mondo. Ma se uno cammina di notte, inciampa, perché la luce non è in lui. Così parlò. Poi disse loro: Il nostro amico Lazzaro si è addormentato, ma vado a svegliarlo. Perciò i discepoli gli dissero: Signore, se egli dorme sarà salvo. Or Gesù aveva parlato della morte di lui. Ma essi pensarono che avesse parlato del dormire e del sonno. Allora Gesù disse loro apertamente: Lazzaro è morto, e per voi mi rallegro di non essere stato là, affinché crediate. Ma ora andiamo da lui. Allora Tommaso, detto Didimo, disse ai condiscepoli: Andiamo anche noi per morire con lui. Gesù dunque, arrivato, trovò che Lazzaro era già da 4 giorni nel sepolcro. Or Betania distava da Gerusalemme circa 15 stadi, e molti giudei erano andati da Marta e Maria per consolarle del loro fratello. Come Marta ebbe udito che Gesù veniva, gli andò incontro, ma Maria stava seduta in casa. Marta dunque disse a Gesù: Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto. E anche adesso so che tutto quello che chiederai a Dio, Dio te lo darà. Gesù le disse: Tuo fratello risusciterà. Marta gli disse: Lo so che risusciterà nella risurrezione, nell'ultimo giorno. Gesù le disse: Io sono la risurrezione e la vita. Chi crede in me, anche se muore, vivrà. E chiunque vive e crede in me, non morirà mai. Credi tu questo? Ella gli disse: Sì, Signore, io credo che tu sei il Cristo, il Figlio di Dio che doveva venire nel mondo. Detto questo, se ne andò e chiamò di nascosto Maria, sua sorella, dicendole: Il Maestro è qui e ti chiama. Ed ella, udito questo, si alzò in fretta e andò da lui. Or Gesù non era ancora entrato nel villaggio, ma era sempre nel luogo dove Marta lo aveva incontrato. Quando dunque i giudei, che erano in casa con lei e la consolavano, videro che Maria si era alzata in fretta ed era uscita, la seguirono, supponendo che si recasse al sepolcro a piangere. Appena Maria fu giunta dov'era Gesù e l'ebbe visto, gli si gettò ai piedi dicendogli: Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto. Quando Gesù la vide piangere, e vide piangere anche i giudei che erano venuti con lei, fremette nello spirito, si turbò e disse: Dove l'avete deposto? Essi gli dissero: Signore, vieni a vedere. Gesù pianse. Perciò i giudei dicevano: Guarda come l'amava. Ma alcuni di loro dicevano: Non poteva lui, che ha aperto gli occhi al cieco, far sì che questi non morisse. Gesù dunque, fremendo di nuovo in se stesso, andò al sepolcro. Era una grotta e una pietra era posta all'apertura. Gesù disse: Togliete la pietra. Marta, la sorella del morto, gli disse: Signore, egli puzza già perché siamo al 4° giorno. Gesù le disse: Non ti ho detto che se credi, vedrai la gloria di Dio? Tolsero dunque la pietra. Gesù, alzati gli occhi al cielo, disse: Padre, ti ringrazio perché mi hai esaudito. Io sapevo bene che tu mi esaudisci sempre, ma ho detto questo a motivo della folla che mi circonda,
affinché credano che tu mi hai mandato. Detto questo, gridò ad alta voce. Lazzaro, vieni fuori! Il morto uscì, con i piedi e le mani avvolti da fasce e il viso coperto da un sudario. Gesù disse loro: Scioglietelo e lasciatelo andare. Perciò molti giudei che erano venuti da Maria e avevano visto le cose fatte da Gesù credettero in lui.